È uno stile che non è italiano, è uno stile della Borgogna, arabeggiante, come vediamo nelle trilobati, archeti trilobati e soprattutto nei peduncoli che sono antropomorfi e poi le lesene seghetate. E quindi hanno usato forse delle maestranze della Borgogna. Ecco. Motivazione sarà perché corrisponde esattamente al periodo in cui chi ha fatto questo. È uno dei motivi per cui non compare da nessuna parte, perché erano contro il Vaticano, erano indipendenti, quindi finalmente Barisone nel 1942 fino al 63 allora ha accettato la sottomissione al Papa che per gratificarlo gli ha fatto la nomina di re. Barbarossa ha dovuto ricorrere. È dovuto ricorrere. Si è dovuto imprestare da Genova, l'hanno trattenuto. Quindi sono degli elementi che per la prima volta appartengono al cosiddetto romanico italiano. Per l'Italia è la prima volta che avviene queste tre cose. Un altro tentativo, poi si vede ancora degli archetti, ecco quelle copelle che ritroviamo anche nel timpano laggiù in fondo, sono di abbellimento più che altro, poi naturalmente anche qui le leggende fioriscono, perché il culto, come giustificare il culto. Allora c'è un cacciatore che ritrova non la preda ma un'icona, senz'altro c'erano le icone in quel periodo, allora richiama tutta la popolazione e da allora è iniziato il culto. Questi sono ancora più simpatici, questi piatti che sono del 1800, quindi sono originali ancora, perché la leggenda dice che durante la festa il sacrista andava a cercare le offerte, non aveva un piattino e allora il sacerdote, il celebrante dice vai che c'è uno che vende piatti, quello lì per tutta la risposta inizia a bestemmiare tutti quanti a dire le sue litanie e allora è venuto un colpo di vento e ha sollevato solo quella bancarella e li ha spiattellati. Però abbiamo visto nei filmati È tipico delle cose pisano. No, sono tutti degli elementi. Ecco qui vediamo allora. L'innesto tra la prima parte e la seconda con gli archetti bella, che prima era molto piccola. Poi nel 1242 hanno sopraelevato questo ponte. Però nel 700 hanno fatto anche altre rovine, quindi meglio questi perché hanno sfondato, adesso lo vedremo, hanno sfondato una parete per ricavarne due cappelle per conservare le confraternite. In ogni epoca ha fatto le sue. Sì.